Il dispositivo che è stato letto ieri è abbastanza importante, ci sono state delle condanne importanti, questo ci fa riflettere anche sul fatto che non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia sul territorio, indipendentemente dal tipo di associazione che è stata riscontrata. Adesso noi la vediamo come una ripartenza. In carica dal settembre del 2020, l'avvocato Nadia Zanchin è la prima donna sindaco di Eraclea, ma è soprattutto la prima sindaca eletta dopo l'indagine che nel 2019 aveva portato al commissariamento del comune. Nell'aula bunker di Mestre, Zanchin era presente alla lettura della sentenza che dopo circa 140 udienze in 3 anni ed una settimana di Camera di Consiglio ha disposto per i 46 imputati a processo 31 condanne con pene dai 2 ai 26 anni, 8 assoluzioni e 7 prescrizioni. Come amministrazione, come comune, la cosa più importante è il mancato riconoscimento di un'associazione mafiosa sul territorio e questo è l'aspetto che come comune ci interessa di più. Ad Eraclea si riparte da qui per voltare pagina e tornare alla normalità che questa cittadina, che vanta una storia antecedente l'arrivo dei Romani ed era finora conosciuta soprattutto per le sue spiagge, si era persa nel 2019. Sicuramente il danno all'immagine c'è stato, sicuramente non è facile cancellare un marchio che per mesi qualcuno ha voluto dare, perché effettivamente qualcuno ci ha abbinato alla mafia. Ed ecco anche la voglia di ripartire, ecco perché siamo ancora più determinati nel ripartire. Luciano Donadio, ritenuto il boss dei casalesi ad Eraclea, è stato condannato a 26 anni e 3 mesi di reclusione. L'ex sindaco Mirko Mestri invece è stato assolto, un dato che Zanchin sottolinea con soddisfazione. Ma un altro ex sindaco, Graziano Teso, è stato condannato in Cassazione a 2 anni e 2 mesi al termine del processo con rito abbreviato che aveva scelto assieme ad altri 16 imputati, un processo che ha invece riconosciuto l'associazione di stampo mafioso. A qualcuno avrebbe da chiedersi, ma c'è o non c'è allora questa associazione mafiosa? Da una parte dicono di sì, dall'altra di no. Guardi, io dico che il Tribunale, seppur sia ancora in primo grado, quindi andiamo ancora abbastanza cauti, ha riconosciuto che non c'è ed è fatto su un procedimento in tutte le sue fasi, quindi sentendo tutte le posizioni e valutando bene tutto quello che è stato riscontrato, fornito sia da una parte che dall'altra.